Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Forte terremoto questa mattina nel Catanese, nessun ferito, danni in 600 abitazioni a Ragalna, la gente è in strada. Sembrava una bomba, raccontano gli abitanti ai nostri microfoni. Nessun danno, ma tanta paura e scuole chiuse anche a Catania. 14 le scosse successive dello sciame sismico. Il terremoto, avvertito anche nelle province di Messina e Siracusa, provocato dall'Etna per una spinta del magma. L'ENGV di Catania è epicentro localizzato sul vulcano a nord-ovest di Ragalna, appunto, a una profondità di 4 chilometri. Dal Golfo l'angoscia di chi al quinto giorno di bombardamenti non riesce ancora a rientrare in Sicilia. Sempre cancellato il volo Dubai-Catania, la testimonianza di chi vive nell'incertezza e si sente abbandonato. A Messina 5 arresti per prestiti a usura con tassi anche del 300%. L'aiuto economico, inizialmente spacciato per amichevole, si è presto rivelato una trappola per la vittima. Catania nei guai, la baby gang di Piazza Stesicolo, ordinanza cautelare per 6 minorenni per il pestaggio di 2 mesi fa. La vittima più grave è tornata a scuola dopo una serie di interventi all'occhio che ha subito lesioni gravissime. Palermo a Brancaccio, tracotante la mafia del pizzo, incendiato l'escavatore di una ditta al lavoro nell'impianto fognario. Ieri un rogo aveva distrutto i furgoni di un parcheggio. Il racket torna a far paura dopo la scarcerazione di boss eccellenti. Calcio in Serie B, sfida casalinga stasera per il Palermo. Contro il Mantova i rosanero proveranno a riprendere il cammino per la zona promozione diretta, interrotto dalla sconfitta di Pescara. Serie C, Benevento Catania, trasferta vietata ai residenti in Sicilia. I biglietti già acquistati saranno rimborsati domani, partita in diretta su Telecolor. Bentrovati, è stata intensa ed è durata una ventina di secondi la scossa di terremoto che questa mattina ha svegliato buona parte della popolazione del Catanese. Il sisma alle 7.05 con magnitudo 4.5, epicentro a nord-ovest di Ragalna. Proprio Ragalna, sebbene fortunatamente non ci siano vittime, è il comune che ha subito maggiori danni e sul posto per noi c'è Simona Mazzone. Immediatamente ho pensato a un'esplosione, una bomba. Il comune di Ragalna è stato tra i più colpiti dalla scossa di terremoto che si è verificata alle 7.05 del mattino. Qui i residenti si sentono miracolati, ci sono stati danni incalcolabili nelle loro case ma anche in strutture pubbliche. C'è molta paura soprattutto per quello che verrà e molti non sanno nemmeno se potranno rientrare in casa. Anche il municipio ha subito danni. Sì, strutture pubbliche, ma molti privati hanno avuto veramente danni enormi nelle case. Quante segnalazioni avete avuto? Siamo più di 500 segnalazioni. Stamattina è stato allestito il COC al comune di Ragalna e nel frattempo i vigili del fuoco stanno verificando i danni strutturali in tutte le case. È un giro molto lungo che naturalmente vorrà molto tempo. I punti più danneggiati le vie Villaggio San Francesco e Dante Alighieri e la zona attorno Piazza Santa Barbara. Qui una porzione del Mulino Motta è crollata sfondando il tetto di una casa. Che stanza c'è sotto il tetto crollato? La cucina, un'ampia cucina ed è tutto distrutto, quindi divani, tavole, sedie, almeno dalle prime foto che qualcuno è riuscito a fare questa mattina. Chi c'era in casa in quel momento? Fortunatamente nessuno. La paura è stata infinita perché in quel momento non si riesce a capire cosa sta succedendo, cosa fare, come andarsene e non si riesce a scappare. Si sente una miracolata? Sì. È caduto addosso, sì, delle bottigliette su una mensola, bottigliette di profumo. È caduto addirittura il capezzale sopra la bambina, per fortuna non si è fatta niente, siamo rimasti tremanti, il comò che è bello grande si è spostato di almeno di 6 centimetri. La scossa di terremoto è stata avvertita in numerosi comuni del Catanese, soprattutto a Mascalucia e Catania città.
E sulle cause del terremoto di stamattina la parola al direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, l'INGV, il professor Salvo Gambino. Ascoltiamolo. Si tratta di un terremoto chiaramente nell'area etnea che chiaramente ci dà indicazioni su una spinta magmatica che possa avere appunto innescato il movimento di una struttura e quindi che ha causato questo terremoto. Quindi deriva dall'Etna? Sì, sicuramente ha a che fare chiaramente con l'Etna e quindi si è trattato appunto di un evento 4,5 al quale è seguito successivamente un 2,7 e poi una serie di altri terremoti che ancora sono in corso, molto piccoli, quindi la sequenza ancora non è conclusa. Si chiamano scosse di assestamento le altre? Sì, direi di sì, aftershock o scosse di assestamento, quindi stiamo appunto monitorando la situazione per vedere appunto l'evoluzione del fenomeno. Chiaramente prevedere i terremoti è impossibile, però chiaramente non possiamo escludere che ci possa essere appunto qualche altro evento o qualche altra evoluzione del fenomeno. Torna l'appuntamento con il sindaco, l'incontro con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni, lamentele, scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Si parlerà del terremoto, ma anche di emergenza crack a Catania. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14:30. Torniamo al terremoto, risveglio movimentato anche a Catania. Il sindaco ha disposto in via precauzionale la chiusura delle scuole. Mattinata di controlli, nessuna criticità riscontrata. Paura in via Grottamagna. Tonino De Mano. Signora, lei l'ha sentito il terremoto? Certo, ero sveglia, ero davanti al computer e all'improvviso mi si è mosso tutto. Io ho avuto il terrore. Si è mosso tutto e ho avuto il terrore. Risveglio movimentato anche a Catania, dove la scossa di terremoto registrata alle 7:05 è stata avvertita da gran parte della popolazione. Mattinata di terrore doppio in via Grottamagna, off limits per un edificio pericolante che si affaccia anche su via Plebiscito. Qui non può passare un mezzo di soccorso. Quindi in via Grottamagna avevate una doppia paura, quella del terremoto e quella che nessuno poteva venire a soccorrere. Esattamente, proprio così. Abbiamo avuto una grandissima paura, importantissimo perché eventualmente non abbiamo dove andare. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza, con il sindaco Trantino pronto nell'immediato e in via precauzionale a sospendere l'attività scolastica. Stiamo noi sospendendo le attività didattiche, pertanto invito i ragazzi a non andare a scuola. Immediate le verifiche disposte dall'assessorato comunale alla pubblica istruzione. Qui siamo all'Istituto San Giovanni Bosco di Via Leotta, dove il personale preposto alla sicurezza si è subito attivato. Abbiamo gestito l'ingresso dei nostri allievi, preannunciando l'ordinanza del sindaco e in maniera ordinata sono stati invitati, anche avvisando ovviamente i genitori di questa necessità di effettuare un controllo. La scossa è venuta intorno alle 7, poniamo il caso fosse venuta intorno alle 11, voi come scuola cosa fate e siano i bambini preparati? Già i bambini e il personale sa cosa deve fare. Tipo proteggersi prima durante la scossa sotto i banchi e poi in maniera ordinata raggiungere i punti di raccolta. Vi ricordo che il sindaco Trantino sarà in diretta con noi su Telecolor alle 14:30 e lì potrete fare anche le vostre segnalazioni per quanto riguarda il terremoto anzitutto, ma poi anche per tutto il resto. Adesso i riflessi della guerra in Medio Oriente e in Sicilia. Non parte ancora il volo diretto Dubai-Catania e i siciliani al quinto giorno di guerra del Golfo restano bloccati negli Emirati. Regnano incertezza e senso di abbandono. Rientrati invece a Milano i 200 studenti che erano partiti da Abu Dhabi e sono stati accolti naturalmente da applausi e da lacrime. Roberta Lunghi. La desolazione di quel cancellato. Sul tabellone arrivi oggi all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania si carica della profonda delusione e dell'aggiungersi di incertezza e paura di chi avrebbe potuto prendere quell'aereo di Fly Dubai dagli Emirati Arabi per lasciarsi alle spalle un conflitto che ha sconvolto i tanti siciliani presenti. Nulla da fare dunque per i parenti in attesa di un arrivo liberatorio e che adesso è rinviato senza una data e un orario certi. Tra i tanti siciliani c'è Alice Marino, palermitana
napoletana, partita per un viaggio con il fidanzato e bloccata in albergo. Siamo veramente provati, distrutti e non abbiamo più la lucidità e la prontezza per affrontare delle situazioni spiacevoli di questo tipo. Prenotati per un volo su Catania il 6 marzo, restano però incerti. Ci ritroviamo abbandonati a noi stessi e H24 con i telefoni sotto carica in attesa di una buona notizia. Intanto su un volo per Milano-Malpensa da Abu Dhabi al ritmo dei cori dell'inno di Mameli, i 200 studenti bloccati negli Emirati sono atterrati ieri, accolti da abbracci, applausi, risa e selfie di parenti e amici. Tra loro anche una studentessa catanese. La sua tutor descrive la gioia del ritorno e la paura vissuta. Però è stato un momento veramente emozionante rimettere piede sul suolo nazionale. Onestamente, soprattutto la prima sera, quando è scattato il primo allarme, molti ragazzi sono scoppiati a piangere, c'è stata molte crisi di ansia, ma più che giustificate. Ecco, noi tutor abbiamo cercato di infondere più fiducia possibile ai ragazzi, nonostante fossimo preoccupati in prima persona. Però sì, la paura è stata tanta. Certo che è incredibile che non si possa trovare un modo per far rientrare i siciliani e chiunque altro da Dubai su Catania dopo 5 giorni di guerra. Adesso Niscemi, ridotta la zona rossa da 150 a 100 metri, potrebbero in teoria rientrare fino a 700 persone, l'abbiamo già detto, ma il centro storico resta in realtà quasi vuoto, perché in alcune case mancano ancora gas, manca l'acqua e i residenti chiedono più sicurezza. Geri Italia. Sulla carta dovevano rientrare tra le 600 e le 700 persone, nei fatti però sono ancora poche le famiglie che hanno riaperto le porte di casa. Mancano ancora acqua e metano e soprattutto manca la serenità. Ci hanno qui aperto la strada e quindi dobbiamo ritornare a casa in attesa che venga riallacciato il metano, perché adesso è stato chiuso, quindi stiamo aspettando. Dovranno fare penso dei lavori perché tutte le strade in zona rossa erano col metano chiuso. In via 4 novembre, la strada che conduce al Belvedere, simbolo della movida cittadina, la scena è surreale. Da un lato del marciapiede alcuni locali hanno rialzato le saracinesche, dall'altra restano ancora chiusi, ancora dentro la zona interdetta. Io sono uno che ha perso anche la casa, quindi è un po' più difficile, però ce l'abbiamo fatta, dai. Ancora abbiamo aperto adesso, quindi speriamo che ci sia un po' di passeggio. I residenti chiedono più controlli, la zona, dicono, non sarebbe presidiata a sufficienza. Le strade rimangono silenziose, le case abitate si contano ancora sulle dita di una mano. La zona rossa è più piccola, ma la ferita è ancora aperta e il ritorno alla normalità qui appare ancora fragile. A Messina prestiti a usura con tassi anche del 300%, le indagini partite dalla denuncia della vittima coraggiosa. Francesco Triolo. Le immagini riprendono la consegna della rata del prestito ad usura in contanti. È lì che la squadra mobile di Messina fa scattare uno dei 5 arresti nell'ambito di un'indagine per usura coordinata dalla Procura e dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Un'inchiesta avviata da tempo e che ha portato già agli interrogatori preventivi lo scorso 16 febbraio. Adesso 4 indagati sono finiti ai domiciliari, mentre per un quinto è stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Svelati più episodi di usura in città dopo la denuncia di una vittima che avrebbe riferito i diversi rapporti di prestito a condizioni gravose, fornendo dettagli sui creditori, sulle somme ricevute e sugli importi già versati o ancora dovuti, con tassi annui sino al 300%. Tra gli indagati un 51enne messinese che secondo l'accusa avrebbe approfittato dello stato di bisogno della vittima, lo stesso per un 55enne sempre di Messina. Il rapporto, inizialmente presentato come un prestito amichevole, sarebbe stato poi ricondotto dagli investigatori ad una condotta di natura usuraria. Ulteriori episodi sono stati contestati ad un 47enne, un 42enne e un 30enne che avrebbero concesso somme di denaro alla stessa vittima, pretendendo la restituzione di importi superiori con tassi ben oltre la soglia prevista dalla legge e ricorrendo in alcuni casi a minacce per ottenere i pagamenti. Priolo Gargallo, picchiato dopo una lite, non va in ospedale e muore il giorno dopo. Arrestato un uomo accusato dell'omicidio. Decisive le immagini delle telecamere che state vedendo. La sera del 26 febbraio, al culmine di un diverbio, l'uomo ha colpito l'operaio con calci e pugni. L'abbiamo in parte oscurato, ma si vede.
e ha infierito anche quando la vittima era già a terra. L'uomo, nonostante le ferite, non è andato in ospedale, ma il giorno dopo ha accusato un malore improvviso ed è morto. Catania, nei guai la baby gang di Piazza Stesicolo, ordinanza cautelare, sarebbe come dire ordine d'arresto, per 6 minorenni per il pestaggio di 2 mesi fa. La vittima più grave è tornata a scuola dopo diversi interventi all'occhio che ha subito lesioni gravissime. Eva Spampinato. 6 minorenni dovranno rispondere delle loro azioni, di quello che fecero il 3 gennaio scorso durante un'aggressione brutale nel cuore di Catania, in piazza Stesicolo. Il GIP del Tribunale per i minorenni ha disposto misure pesanti per i giovani indagati per lesioni personali pluriaggravate per futili motivi. Futili motivi, rabbia incontrollata e il bisogno di dimostrare forza davanti agli altri. Secondo le indagini della Mobile, il branco ha accerchiato 2 coetanei e le ha colpiti con ferocia, usando anche un tirapugni. 4 indagati sono stati collocati in comunità, 2 costretti alla permanenza in casa. Per tutti e gli 8 gli indagati è arrivato il Daspo Willy. Un altro minorenne, non imputabile perché sotto i 14 anni, è stato ammonito. Avrebbe impugnato lui il tirapugni durante il pestaggio. Il prezzo più alto però lo ha pagato Elio: frattura dell'orbita, retina completamente fuori asse, 3 lesioni gravissime, 2 interventi chirurgici delicati per ricostruire l'occhio e salvargli la vista. Per settimane il timore di danni permanenti. Oggi sta bene, ha fatto l'ultima visita ieri e da poco è rientrato a scuola. Comprensibile la soddisfazione del padre per il lavoro degli investigatori, ma resta l'indignazione per una violenza cieca e vigliacca e la speranza che questa vicenda diventi un esempio per chi pensa che picchiare sia un gioco. Non lo è. Giustissimo, speriamo davvero che serva da esempio. Sempre a Catania, mentre l'equipaggio di un'ambulanza del 118 era impegnato nel soccorso a casa di un paziente, è stato rotto il finestrino, vedete, del veicolo e trafugate delle attrezzature sanitarie, elettromedicali e pure gli effetti personali dell'equipaggio. La Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria, che gestisce il servizio del 118, ha presentato denuncia e il presidente Castro parla di un fatto di estrema gravità da condannare con fermezza. Palermo, nuova intimidazione a Brancaccio. Un incendio ha danneggiato un escavatore in viale Amedeo d'Aosta ed è il secondo episodio in 2 giorni nel quartiere. Il racket torna a fare paura dopo la scarcerazione di boss eccellenti. Marco Gullà. Brancaccio è una polveriera. Dopo il rogo che ieri ha distrutto alcuni mezzi di un parcheggio in via Antonino Saetta, un incendio ha danneggiato un escavatore di una ditta che sta eseguendo dei lavori nell'impianto fognario. Le fiamme sono state appiccate in via Amedeo d'Aosta. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare appunto l'incendio e i carabinieri che indagano. Appena 24 ore prima erano stati incendiati furgoni, camion e auto nell'attività di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un'officina. Lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo alcune richieste di messa a posto e un'aggressione. Il racket torna a fare paura, soprattutto dopo la scarcerazione di boss eccellenti come Pietro Tagliavia e Nino Sacco. Questi roghi, verosimilmente dolosi, sono segnali chiari verso il tessuto commerciale del quartiere. Qui si deve pagare il pizzo. E a chi si ribella vengono mandati messaggi inequivocabili. Un clima di tensione che attraversa tutta la città e arriva anche allo Zen 2, dove nei giorni scorsi sono stati minacciati e aggrediti degli operai incaricati dalla RAP per la rimozione delle cataste di legno utilizzate per le vampe di San Giuseppe. Lavoro per gli investigatori. A Campobello di Mazara confisca al geometra Andrea Bonafede, l'uomo che ha fornito l'identità al capomafia Messina Denaro, morto 3 anni fa. Confiscato l'appartamento utilizzato come ultimo covo dal boss e pure la sua macchina. Laura Spanò. Entrano nel patrimonio dello Stato l'appartamento di Vicolo San Nicola a Campobello di Mazara, ultima residenza dell'allora latitante Matteo Messina Denaro, e l'Alfa Romeo Giulietta Nera, di cui lo stesso si è servito per i suoi spostamenti segreti non solo in città ma anche in province e fuori dal Trapanese, spesso accompagnato dalle sue amanti. Il provvedimento di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani ed eseguito dai finanzieri di Palermo arriva a quasi un anno di distanza dal sequestro preventivo ed è frutto delle indagini
indagini coordinate dalla Procura di Palermo ed è stato applicato ad Andrea Bonafede, il geometra campobellese che ha prestato l'identità al padrino durante la latitanza. Bonafede, nipote del boss Leonardo e cugino di Laura Bonafede, storica amante di Messina Denaro, è considerato tra i principali fiancheggiatori del padrino, catturato a Palermo il 16 gennaio 2023 e morto a settembre di quello stesso anno. Con lo stesso decreto il Tribunale ha applicato nei confronti di Bonafede la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale per 4 anni, accompagnata dall'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Bonafede, in carcere per associazione mafiosa, ha avuto confermata anche dalla Cassazione la sentenza di condanna a 14 anni inflitta dalla Corte d'Appello di Palermo. Quindi adesso rimane per 14 anni in carcere. Ad Agrigento un detenuto si è impiccato con i lacci delle scarpe nel carcere Pasquale di Lorenzo. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua cella, inutili i soccorsi. Cambiamo argomento. A Siracusa La Firma, spettacolo teatrale scritto e diretto da Claudio Fava con Ninni Bruschetta e Federica De Benedettis. Tutto ruota attorno a una donna che scopre che l'uomo con cui è cresciuta non è il vero padre. Francesco Aloi. Come sai? Un inganno tra un padre ed una figlia che dura da più di 30 anni, ma la verità emerge qui, seduti a questo tavolo, nel parlatorio di un carcere. La verità te l'hanno già raccontata loro. Voglio sentirla da te. Quello finito tra le sbarre, un soldato, non è il vero padre, anche se si è sempre preso cura di lei. I genitori, quelli di sangue, erano 2 desaparecidos, vittime della guerra civile argentina. L'avete ammazzato! C'era una guerra! Quale cazzo di guerra fa? Tu non lo sai! Sono Ninni Bruschetta e Federica De Benedettis, i protagonisti dello spettacolo La Firma, scritto e diretto da Claudio Fava. Lei ha scoperto che suo padre non è il suo vero padre, ma soprattutto che è idealmente uno dei mandanti degli assassini di suo padre e di sua madre. Il futuro dell'uomo in attesa del processo è tutto nelle mani della ragazza, che deve decidere se testimoniare contro di lui o no. È una storia di immaginazione che ha scritto Claudio Fava, però è ispirata a tante storie vere e infatti tutte le immagini proiettate alle nostre spalle sono dei veri ragazzi uccisi. Ma pazienza, si sono costretti a nascere nell'infermeria di una galera! A Siracusa, La Firma, è il momento della nostra pausa. Stasera Palermo in campo contro il Mantova, subito dopo, e poi domani che toccherà alla Catania, a Benevento, senza tifosi residenti in Sicilia. State con noi, vi aspetto. Stasera Palermo in campo al Barbera contro il Mantova, rosanero con l'obbligo di vincere se vorranno continuare a sognare la promozione diretta. Marco Gullà. Monza e Venezia continuano a vincere e allora se il Palermo vorrà mantenere viva la speranza di poter centrare la promozione diretta deve intanto fare altrettanto stasera al Barbera contro il Mantova. Non è un'ultima spiaggia, ma un passo falso potrebbe compromettere definitivamente la corsa dei siciliani verso i primi 2 posti. Inzaghi manifesta fiducia, la squadra reagirà dopo la sconfitta di Pescara. Abbiamo fatto tantissime partite fatte bene, per cui si riparte da questo, ormai quello che è stato, anzi pensiamo a un momento bellissimo da cui arriviamo, dalle tante partite fatte bene e insomma se era 4 mesi che non perdavamo vuol dire che siamo in grande forma e dobbiamo solo ripetere quello che abbiamo fatto prima di Pescara. Nessun turnover massiccio stasera contro il Mantova. Buone notizie arrivano da Bani, il difensore ha smaltito la sindrome influenzale e si avvicina al rientro dal primo minuto. Sulla 3/4 favorito Ledo Aron su Jonsen. In un campionato normale saremmo primi o secondi, per cui se a inizio d'anno insomma, ci avessero detto a chiunque di voi a questo punto del campionato, dopo tantissime partite, di averne perse solo 4, avremmo tutti firmato col sangue, per cui tutto queste sono le cose positive che dobbiamo riconfermare già da domani. Ho sempre detto che ogni partita è un nuovo esame, non mi ero esaltato prima, un passo falso ci può stare, l'importante è che rimanga un episodio a sé. Il Mantova è in zona play-out, ma non è formazione da sottovalutare. Fischio d'inizio alle 20.
Il Catania domani gioca a Benevento la partita più importante della stagione contro la prima in classifica. Trasferta vietata ai residenti in Sicilia, rimborsi per chi aveva già acquistato i biglietti. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor. Marco Carli. La notizia, che era arrivata nella serata di martedì ed era diventata praticamente certa nelle ultime ore, è ora ufficiale dopo la disposizione prefettizia che prevede il divieto di acquisto dei tagliandi in tutti i settori dello stadio Ciro Vigorito ai residenti nella regione Sicilia. I biglietti della partita Benevento-Catania, precedentemente acquistati dai tifosi rossazzurri che risiedono sull'isola, sono annullati e verranno rimborsati. Un provvedimento d'urgenza che deriva dall'attività congiunta della Digos di Catania, Cosenza e Salerno, secondo cui il rischio di scontri era reale, perché nello stesso momento si sarebbero spostati i tifosi del Catania appunto, ma anche quelli della Cavese verso Crotone e del Cosenza verso Potenza. Il divieto di trasferta coinvolge infatti le 3 tifoserie, dunque anche quelle di Cosenza e Cavese appunto. La notizia arriva 2 giorni dopo l'attivazione della prevendita che aveva portato al tutto esaurito nel settore ospiti del Vigorito. Nel frattempo la squadra sta preparando la partita in Campania nella giornata del 30° anniversario della scomparsa di Angelo Massimino. Ricordato in una nota dal club, c'è stata la rifinitura. Possibile la conferma della linea difensiva che ha fatto bene a Salerno. Lunetta dovrebbe giocare da attaccante. Diretta in chiaro e in esclusiva della partita su Telecolor dalle 19:30 il via, poi la telecronaca del match con le interviste flash in esclusiva a fine primo tempo e a fine partita. In mix zone le interviste con gli allenatori e i protagonisti in campo. Non è finita perché dopo la decisione del prefetto di Benevento è arrivata la reazione del Catania attraverso le parole di Pelligra. In segno di solidarietà nei confronti di tutti i tifosi rossazzurri, dice: non sarò presente allo stadio Vigorito, così il presidente rossazzurro in una nota. Questa scelta, continua, è condivisa con Vincenzo Grella e Marc Bresciano, che rientreranno a Catania nelle prossime ore, ed è un atto di protesta, continua Pelligra, con posta manetta. Sarà fatto ricorso urgente, prosegue, da parte del club. La tempistica del provvedimento, che giunge 2 giorni dopo l'apertura della prevendita e a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio, rappresenta, conclude Pelligra, un'ulteriore penalizzazione nei confronti dei nostri sostenitori. Così Pelligra, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio, appuntamento alle 20 per altre notizie.